Io sono Attilio, il titolare dell'azienda agricola De Pani Attilio. Siamo da Fonte Alto, in provincia di Treviso, e sono 30 anni che faccio questo tipo di lavoro, questo allevamento, e da 15 anni siamo qui presenti al mercato di Conegliano con i nostri prodotti. Settimanalmente siamo presenti qui in piazzale Zoppas, mercoledì e il sabato. Siamo assieme ad un'altra quindicina di aziende agricole, ognuno con i propri prodotti, per avere il rapporto diretto col cliente. Ci dà molta soddisfazione questi incontri, perché abbiamo ormai instaurato un rapporto reciproco di fiducia, di amicizia anche in certi casi. Siamo stati penalizzati, come tutti quanti del resto, da questo periodo di coronavirus, però questo è stato motivo di miglioramento tra i rapporti tra di noi aziende. Ci siamo messi assieme per fare le consegne a domicilio, per sopperire alle esigenze dei nostri clienti. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione che ci ha messo in vetrina. Siamo riusciti a superare questo momento. Adesso, con le difficoltà, le problematiche del caso, il contingentamento dell'area dove facciamo il mercato, grazie però sia alle associazioni di volontariato presenti qui in comune, riusciamo a sopperire a questa difficoltà. Speriamo che tutto vada bene e speriamo che il peggio sia passato. Dario Rizzetto, sono un produttore di vini, vengo da Lutrano, produco dai vini bianchi ai vini rossi, dai spumanti ai fermi, sia in dame che bottiglie che bag in box. Già da un bel po' d'anni che frequento questo mercato, è un bel mercato di produttori agricoli, e sono orgoglioso di far parte di questo mercato, anche perché Conegliano è la mia città preferita. Colgo anche l'occasione per fare un dovuto ringraziamento all'amministrazione comunale, al sindaco e all'assessore alle attività produttive per il grosso impegno e sforzo fatto per far sì che il mercato parta in tutta sicurezza, e un ringraziamento anche ai volontari che si adoperano perché questo mercato si svolga nel massimo della tranquillità. L'azienda agricola Gava Alex, Malgava e Menera Cansiglio. Siamo di produttori di formaggi di latte vaccino e uova-caprini, e a distanza di 2 mesi dal Covid ci ritroviamo finalmente di nuovo a questo mercato agricolo che già facciamo da 10 anni. Stiamo sperando in un futuro migliore per tutti quanti noi. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, Protezione Civile e Carabinieri, Alpini, che ci hanno dato una mano a svolgere questo bel mercato che facciamo, come ripeto, da 10 anni, dando la massima soddisfazione alla nostra clientela e servendo con i nostri prodotti che ci troviamo qua in piazzale Zoppas. Grazie. L'Orto dell'Angelo nasce come azienda circa una ventina d'anni fa. Da sempre ci siamo occupati di un'agricoltura sostenibile, in particolar modo ultimamente abbiamo sviluppato quella che si chiama agricoltura simbiontica, cioè lavorare con tutti gli antagonisti possibili presenti in natura, lavorare nella migliorare la fertilità del terreno,
in modo che il prodotto sostanzialmente abbia gusto e sapore, quindi non puntare soprattutto sulla massa, sulla quantità, ma puntare soprattutto sulla qualità organolettica del prodotto. Noi siamo presenti qui al mercato di Conegliano da quando ho iniziato, quindi ormai sono già 11 anni e mezzo, nelle 2 giornate di mercoledì e sabato. Siamo un'azienda orticola, prevalentemente con una piccola parte frutticola per quel che riguarda le fragole, anguri e meloni, quindi coltiviamo tutti quelli che possono essere gli ortaggi stagionali sia tipici del Veneto, della nostra zona, sia anche nella ricerca di alcune vecchie varietà, parlando per esempio dello zucchino giallo, del pomodoro nasone, di altri tipi di vecchie varietà di pomodoro bistecca, oppure anche andando alla ricerca di vecchie varietà di radicchio. E quindi per questo, un po' per differenziarci, un po' anche per far conoscere per esempio in questo periodo primaverile quelle che sono un po' tutte le erbe spontanee che fanno parte del nostro patrimonio e che un po' sono perse o che magari non sono state valorizzate adeguatamente dalla grande distribuzione. Questo lo può fare solo direttamente il produttore in piccoli mercati, in piccole realtà, come può essere questo qui a Biscione a Conegliano. Dobbiamo dire questo, che già dall'inizio, quando è partito, questa realtà è stata molto apprezzata dalla cittadinanza. C'è stata subito una gran bella risposta, e soprattutto il sabato ovviamente, perché la gente è più libera, e abbiamo potuto avere anche conferme, diciamo, durante questo periodo di passaggio un po' particolare, perché abbiamo fatto consegna a domicilio e abbiamo notato che appunto c'è stata una grossa risposta anche in questo, ovviamente impegno, lavoro eccetera, però la gente apprezza e ricerca un prodotto che sia il più naturale possibile e che sia fresco, particolarmente raccolto e consegnato.